Anche ad Agrigento si celebra la giornata del migrante e del rifugiato politico, che ufficialmente è domani, ma già da oggi si parte con un convegno. Sì, anche ad Agrigento e forse molto più ad Agrigento la giornata mondiale del rifugiato e del migrante acquista un significato particolare. Questa mattina in seminario alcune associazioni che si occupano di accoglienza di immigrati, unitamente alle istituzioni, alle forze dell'ordine e ad alcuni organismi della Curia, hanno pensato di vivere un momento di confronto sul tema di questa giornata, che è migrante e rifugiato per un mondo migliore, lì dove l'attenzione è posta soprattutto alla cultura dell'accoglienza e dell'incontro con l'altro, al superamento dei pregiudizi. E domani ci saranno altre esperienze un po' più pratiche, ecco. E dicevo molto più ad Agrigento per tutto quello che ogni giorno ad Agrigento, compreso in queste ore, in questi momenti a Lampedusa e al nostro porto di Porto Empedocle, accade con il continuo arrivo di immigrati, fratelli che arrivano dal Nord Africa. È un tema universale, sappiamo quanto le politiche nazionali e internazionali in questo momento facciano fatica a dare delle risposte concrete, però è una di quelle realtà nuove alle quali ci dobbiamo abituare, perché questo mondo globalizzato non è soltanto quello del commercio, è anche il mondo dove arrivano persone da tutti i continenti. E bisogna insistere molto su questa cultura dell'accoglienza, che poi si incontra con mille difficoltà, dalla mancanza del lavoro ai pregiudizi, alle paure, però è una realtà della quale non possiamo più farne a meno, e quindi il confronto a livello istituzionale, a livello anche di associazioni no profit che si occupano di queste cose, penso che sia molto utile e molto proficuo. Come vede il fatto che ad Agrigento in un anno sono nate circa 33 associazioni appunto che si occupano di accoglienza? Di per sé è un fatto positivo. Sappiamo che poi dietro queste associazioni ci sono anche interessi economici, perché ci sono delle strutture che si occupano di questa accoglienza, ci sono dei fondi, eccetera, quindi non è mia competenza entrare nello specifico. Però penso che ci sia una buona risposta da parte di tanta gente che questi fratelli e queste sorelle le accoglie, a loro vuole bene. Abbiamo visto cosa è successo in Piazza Stazione qualche mese fa, quando è arrivato uno sbarco in maniera massiccia. Ecco, c'è una grande sensibilità. Poi, come per ogni cosa umana, ci sono anche dei risvolti poco positivi, però quelli vanno corretti, i primi vanno incoraggiati. Come Chiesa spesso battete sull'integrazione, invece negli ultimi mesi sta succedendo che al centro storico ci siano più migranti che cittadini del luogo. Certamente l'integrazione è un valore positivo. Il problema è che poi le case sono di proprietari e i centri sono del comune, cioè voglio dire che se le case vengono abbandonate e in quelle case, a volte pagando degli affitti esosi, cioè hanno degli immigrati, non è certamente colpa degli immigrati. Bisognerebbe fare delle politiche di integrazione, cercando di curare innanzitutto queste strutture e facendo in modo che non si creino ghetti, perché la storia ci insegna che lì dove ci sono dei ghetti c'è sempre qualcosa che non funziona.